Le associazioni ambientaliste hanno diffidato Tondo e l'assessore Violino. Cerchiamo di capire perché nel prossimo servizio. Intervista a Pizzutti, presidente del WWF regionale. Cotturnice e Fagiano di Monte a rischio, il WWF e altre associazioni diffidano la regione. Per quale motivo? Perché la caccia non può essere aperta a specie così rare, ce ne sono per esempio di Cotturnice solo 400 esemplari riproduttivi, a fine stagione riproduttiva erano solo 880, quindi una popolazione scarsissima, pensiamolo rispetto ai 60 milioni di italiani che sono invitati continuamente a riprodursi. Il motivo in più è che non si hanno sufficienti dati per capire qual è il successo riproduttivo, sapendo che il conteggio, la valutazione statistica è stata fatta su un solo esemplare adulto e 4 pulli, quindi non ci sono gli elementi per aprire la caccia a una specie rara. Un decreto sul periodo in cui è consentita la caccia a queste specie particolari e in via d'estinzione che non vi convince? Assolutamente no, abbiamo chiesto la modifica, abbiamo chiesto che venga chiusa la caccia a Cotturnice e Fagiano di Monte come per la pernice bianca e la lepre bianca. È necessario farlo entro il 16 di ottobre e quindi abbiamo invitato i cittadini a mandare un'email specificamente al Presidente della Regione, all'assessore, al Ministero dell'Ambiente per poter dire la propria sulla chiusura della caccia alla Cotturnice e al Fagiano di Monte. Fino ad ora dalla Regione quali reazioni? Finora c'è solo attesa, noi abbiamo chiesto un incontro, è stato possibile parlare con la segreteria dell'assessore, ma con l'assessore non abbiamo avuto ancora l'invito a incontrarci, quindi premeremo ancora di più per gli ultimi giorni in modo che non si apra la caccia il 16 ottobre a queste specie.